Buongiorno a tutti, finalmente dallo stadio Gabrielli di Rovigo. Oggi è una splendida giornata di sole, fresca, però si sta benissimo al sole. Oggi Rovigo si scontra contro il Portoviro. Sarà una partita molto difficile. Vediamo un po' sugli altri campi cosa c'è da segnalare. Abbiamo Albignasi con la vittoriosa, Arianese contro il Cavarzare, Bovolone contro Maserà, Duomo contro l'Union Wiesling di Nara, Legnaro contro Nuovo Monselice, Union River contro Bagnoli Arre, Abano contro Bevilacqua. La classifica vede al primo posto in solitaria l'Union Wiesling di Nara, a seguire Albignasico e Union River, Maserà, Portoviro, Cavarzare, Abano, Monselice a pari punti, la vittoriosa e poi il nostro Rovigo a pari punti con Legnaro. Speriamo oggi sia una bella partita e come sempre forza Rovigo, sapete che sono di parte. Saluto chi ci guarda da casa, se ci sono Paolo e Carlo collegati un salutone. Abbiamo il pubblico delle grandi occasioni, lo stadio si sta riempiendo, molto bene. I ragazzi stanno per entrare in campo. Eccoli. Abbiamo quei colori lì. Forza ragazzi. Foto di rito dei ragazzi.
Oliver, mi dai, cioè, è dell'acqua? È lì dentro da qualche parte. Buongiorno. Pelle. Sì. Dai Pietro. Bravo. Mettila. Bravo. Dai Matteo. No. Rossi, bravo. Bravo Luca. Io, no, quella dietro. Mamma, dai Paul. Dai, dai. Dai, schifo. Zago. Bravo Garbino. Bello. Dai ancora, ma perché? Dai Paolo. Che sasso. No.
È vero? Mi sembrava lui. Dai, De Pietro! No! Peccato, occasione mancata del Rovigo con Pietro. Sono tutti a mucchio lì. Ah, signore. Ecco gol del Portoviro. 1-0 per loro. Perché tiriamo sempre dei sassi? Vai Mattia! Dai cacchio! Balla! Bravo Paolo. Ma no, lì, ma guarda prima di darla.
bella, dai Mattia, dai, 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 che ci arrivi, sì. Non da fuori, vai in area che ti metti dentro. Dai Pietro. Ah no, Madonna. Ma che... C'è una reazione. No, che sta reagendo. Sì, sì. Oh, ma c'è 7 qua, ragazzi. Dai, 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 spingi. Ma chi? Senza criterio. Vabbè, dai, è lunga viaggio. È lunga, lunga. Meglio perdere subito e dopo vinci. Che il contrario. No. No, sì, dai. Magari ti ho tagliato i capelli. Dai, pelle. E vai avanti un po' anche tu con la palla. Dai, 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 dai. Mamma mia. Dai, Matteo! Oh, due, che fai? Non è mica pallavolo. Molto. Veloce. Sì. Bello! Dio, mamma santissima. Altra occasione persa, ragazzi. Dai, 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 dai! Ma mai una volta che... Bravo Paolo! Oh, dai Paul, bravo! Dai Pietro! E adesso?
Vai bene! Bravo Matte! Nella juniores posso giocare anche più volte. Madonna, che abbracciato! Cioè. Lo ammonisce 3 volte che non si fa. Proprio una bella finta da lì e dove c'è. No, non ci credo che anche il Bovolone sta vincendo sul Masarà. Masarà. Boh. Buongiorno. Cos'hai? 3-0? Siamo te. Bello. Porco Giuda, oh. Sei Dino. Tiro di Mattia. Mamma mia. Luca! Cioè uno non si può inventare. Io ho detto, se mi dite le cose come sono, io rispondo. Se no, ho parlato, mi hanno detto, ma ho scritto, ho parlato, non è che mi dice, ho letto una mail, ho mandato delle richieste, non capisco, me le vuoi dire, provaci. Non so, c'è i 2 giorni che provo di chiamarmi, c'è no, delle volte se non le voglio non me ne frego un cazzo, io vivo all'estero, io vivo fuori, vivo via. Ho detto scusami quando siamo in Europa, quando si ritorno
Invece non mi sembra, ieri è arrivato a Milano che c'è l'altro, è lì. questo mi dà subito. Non incazzato, sai da dove parte? Dal fatto che non hai iscritto il figlio. Lì, è tutto lì. Secondo me non mi faccio non lo dico, è dall'anno Ma scorso. uno che vuole capire, chiarire, viene qua e dice scusa Bobo, va là a Zurigo. Dai Mattia! Bella! Buttala via! Buttala via! Mamma mia, che Qui non veniamo a giocare. È risvegliato. Dai Mattia! Vestito Andate di là! Fuori gioco! Devi fare una parte. Mai, non c'è mai. Lo dico, non c'è mai. Avete cambiato le regalo? Il regalo di Viaggio Berrettini? Come hai messo? Pareggio. Una nonna? Goleada? sì, 2 volte, è a Maranello. Avete delle macchine. Bene. Dai, va bene, bravo. Lei è lei. Basta parlare. Stai nervosendo col? Ah, mamma Matteo, che brutta questa! Sì, rigore in testa, andiamo. Mi sa che è proprio Paolo che si è preso la spallonata nel muso. poi è morto. Vale perché cioè, lo dobbiamo fare. Botta in faccia per il nostro Paolo. Ecco Saggio, anche arrivato.
Lo vedo con le sue gambe. Le macchine fuori, sai cosa ha messo dentro? Tutta la roba non so vicino, guarda la roba lì. Chi è quello che ha curato? Che tutta la roba di l'Inter dentro perché la merda, scatole con libri. Champ, anche ti ha salutato. Lassù! Venduto la casa. Lui è Certo. Buso. Ah, è Buso quello che... Poi c'è un altro là, lui Carazzini. È sempre il 6, eh? Sempre lui. Basta, cazzo! Ha rotto, A me si fischia il valore, non può fischiare, non faccio finta di non vedere. Eccolo lì. Bravo, Giammi! Bravo, Giammai. Ha coperto bene la porta e ci siamo salvati. Comunque ragazzi le funzioni sociali vivono in società, però si fa una riunione e si discute non fuori. No, si discutono in società, si convocano e si discutono e si chiariscono. Dai Pietro, cazzo, che sfigati che siamo con i rimpalli. Non dice che viene presi perché viene chiesto per il figlio. Non è vero, ma mettiamoci a vero. Ascolta, non è vero. Mettiamoci a Ma vero. non lo deve dire a me, deve venire da Mi te. frega un cazzo. Deve venire da te. Deve venire da te. Deve venire qua a discutere un socio, venga a Lo discutere. sa benissimo. Come dice lui. E poi non parlare. È quello che mi dà un po' di fastidio perché parla agli altri dice No, gli altri no, con me non non ne parlasse con nessuno. Lo sa che io sono amico suo, lo sa che poi glielo dico. lui non dice Quello non l'ha mai detta neanche sotto tortura. In verità lì non ne parla. È sempre stato ambiguo, non si capisce cosa Dio. fa, cosa fa, cosa dice. quando aveva preso la spalla con quello dei polli Bello, dai Pietro. Cambia il mondo, ma la gente non cambia.
Dai ragazzi. Bello! Madonna, però veramente. Dai, Madonna, non mai una volta, bravo. Chi? Vai Pietro! Ma
No, no, esce il nostro Paul. Mi dispiace. Eh, Uffa. Vai bene? Ma non c'è nessuno, porca troia. Bravo, Mattia. Bello. Ah, niente, non vuole entrare oggi, ragazzi. Palo.
ammonito il nostro difensore Luca Rossi. Finito il primo tempo, 1-0 per il Portoviro, però bravi ragazzi che non stanno mollando. A tra poco.
Bravo, Matti. Madonna, ma che dai, tirati su. Vale, hai acceso? Berrettini ha vinto. Dai Pietro! Ma no! È Pelle! Avendo 68 mila. 68. Poi quando sono andato a Italia, invece dopo dice l'affittiamo perché dunque uno Avevi fatto come società? Bravo! ma adesso non lo so 50 poi mettiamo anche pari Se manca il soldo, Tagliela di lì. come vai a reclamare soldi? Beh, no. Dai, 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 dai. Bravo, guarda. Dai, 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 Mattia.
Dai ragazzi, che va bene così, dai. La Madonna. No, cosa è successo? Ma no, anche Meneghello. Oh signore. Dai, vale, scaldati. Mm? Salutiamo il super mega Sbiru che ci segue anche da Dublin. No! Porca miseria! E solo a nominarlo stavamo quasi per segnare. Ciao Simo, divertiti. Dai Mattia. Dai, su, caracolla. Madonna. Oh, vale. Bravo! Dai che ha preso la palla piena. Bravo Pietro. Ma che cazzo? Bello! Porca miseria! Due! Dai! Mamma signor benedetto! Occhio raga. Mi sembra di vedere pronto Angelo per una sostituzione. Dai Angie. Dai, di prima. Dagliela, sì! Vai Pietro! Bello! Ma come? Com'è possibile? Te parete, Fuori!
Vabbè, dai Angelo, esce Menegallo, entra Pasqualotto. Dai Rovigo, dai. Dai ragazzi. Sono state anche delle sostituzioni nel Portoviro. Dai Angelo. Bravo! Oh, ancora! Dai Mattia! Dai pelle. Bello! Ma Madonna, no! Madonna, ma che non c'è mai nessuno! Porca miseria, che brutto! Mamma mia, che che fallaccio! Vabbè, Matteo. Vediamo la situazione sugli altri campi. Albignasico vince 7-1 contro la Vittoriosa. Cavarzari vince 1-0 contro l'Arianese. Bovolone 1-0 contro il Maserà. Il Duomo vince 5-1 contro l'Union Vis Lendinara. Legnaro e Monselice pareggiano. E Virtus Bagnoli Arre vince contro l'Union River 2-0. E Abano Bevilacqua pareggiano. Quindi a questo punto la classifica non è più netta come all'inizio delle partite. Questo è un campionato davvero particolare, molto equilibrato. Peccato che i ragazzi in questo momento non si sono capiti, ma era bella, dai. Cambio per il Portoviro. Fermo già un pochino, no? Bravo Pelle!
Perché? Perché abbiamo... Il Napoli di Conte che non ha penalità. Mamma, perché? Bravo Angelo, dai Angelo! Bello! Porca miseria! Era una bella idea, bravo Angelo, bravo Mattia lo stesso. Vai Pietro! Mio buono! Guarda attento! Madonna! Dai, che va bene! È angolo, dai raga! Quelli teniamo lì, Dai raga, qua ci sta. Bello! Mamma mia! Ancora costa e braccia! Ma sono tutti quelli lì, madonna. Bravo Pietro! No! Bello! Dai, questo non me lo dai, Cari! È uscito Savioli ed è entrato Karim. Dai Karim, un bel colpo di testa. Ci sta. Madonna, che bello! Oh! Entra anche un altro ragazzo per il Portoviro, esce l'11, entra il 16. Vai Karim! Bello, va bene. Bravo Pietro, mamma mia! Dai Rovigo!
Ora che sei lì. Importante rimanere. Sì, 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 per carità. Vai, ma... Oh, signore. Bravo, Pelle. Oh, 20, ma sei fuori. Mamma, ho sempre i brividi. Oh, ragazzi! Bravo, Gianni! Mamma mia, bravissimo! Fanno un tiro, che cavolo! Bravo Pietro! Va bene, va bene! Il 7 è molto bene. Il 7 non Dai Karim, tirati! Bello! Mamma mia! Ma perché non sappiamo cosa fare? No, non c'è nessuno! Beh, vabbè. Ma porca lotta! Dai Mattia! Sì! Dai, guarda! Madonna, oh! Dai, torna! Bravo Luca! Matteo è tua! Ma come ammonito là devi ammonire anche qua? Non ho capito. Vabbè. No, lui si entra due. Dai Luca.
Boh. Anche sto vento corre e spinge anche. Oh dai, Madonna Santa! In due, raga, in due, chiamatevela. Vai Pietro! Uno subito! Sì Pietro, sì sì sì. Oh, eccolo, porca trotta. Calma! Vogliamo stare calmi. Bravo Luca! No, bravo Garda, scusa. Mamma mia, che rischio. Perché abbiamo fretta? Devi andare dove? Ecco. Che cazzo fai? No, farti uccellare così, Matteo! Mirillo io. Mamma mia, per fortuna.
Mm. Bravi ragazzi! Due! Portala all'esterno. Ai ai ai. Ai 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 ai. Dai Karim! Bravo, 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 comunque. Ma dove cazzo sei tu? C'è in mezzo. Tienilo lì. Bravo, bravo, Buttala via! bravo. Oh! E che cazzo, usano sto cartellino! Era ora! Mi ha tirato una zarata. No. Ragazzi, No, era bianca. Boh. Sostituzione per il Portoviro. a 10 metri indietro l'ha rimesso. Sì, vabbè, buonanotte. Oh, arbitro, basta. Ma se no, bravo! Bravo!
via, dai. Bravo Angelo. Io vai Pietro! Sì! No! Boh. Sì! Non porta! Rigore ragazzi, rigore per noi. Aiuto. È stato bravo a trovarlo. Vabbè, oh. Mattia, eh. Due minuti. Sansone. Non ci credo. Ma perché lì in mezzo a tutti?
non puoi dirgli niente perché... ho capito. L'arbitro ha fischiato la fine, 1-1 il risultato finale. Peccato per i nostri ragazzi perché secondo me si meritavano qualcosina in più. Comunque merito a entrambe le squadre perché è stata una bella partita. Arrivederci a tutti e buona domenica. Guarda che cucina, guarda che bellezza. Guarda che bellezza.